Elezioni regionali, il candidato alla presidenza Claudio Fava per un cavillo burocratico rischia di essere escluso dalla competizione. Riunione in queste ore con i partiti che lo sostengono per trovare una soluzione. Nuova puntata di incontri, ospite l'onorevole Angelo La Russa che per le prossime elezioni lancia un appello ai professionisti presenti sul territorio. La Confraternita Misericordia di Favara a breve attiverà un importante servizio, il recapito dei farmaci a domicilio, servizio che è stato possibile predisporre dopo aver ricevuto un'auto. Tutto pronto per la 21esima edizione del Fabaria Rally, 26esimo Rally dei Templi. Bentrovati all'informazione di Sicilia TV. Il candidato alla presidenza della regione, Claudio Fava, potrebbe essere escluso dalla competizione elettorale del prossimo 28 ottobre. Lo stesso, infatti, avrebbe preso la residenza in Sicilia 5 giorni dopo il termine ultimo per l'iscrizione nelle liste elettorali, fissato 45 giorni prima delle elezioni. Se pensano di poterci escludere dalla competizione elettorale per un eventuale cavillo burocratico, ha affermato Claudio Fava, si deve sapere che aspetti formali di discutibile fondatezza non bloccheranno il progetto di cambiamento della Sicilia che stiamo portando avanti. Se ciò dovesse malauguratamente accadere, aggiunge l'esponente di SEL, lo potremmo considerare alla sorta di un misero golpe politico. E intanto in nottata i segretari di IDV Fabio Giambrone, di SEL Erasmo Palazzotto, dei Verdi Carmelo Sardegna, di Rifondazione Comunista Antonio Marotta, alla presenza di Claudio Fava e di Leoluca Orlando, portavoce IDV e sindaco di Palermo, hanno discusso a lungo su una soluzione da trovare. Secondo indiscrezioni, la soluzione prospettata per tenere unita la coalizione potrebbe essere un ticket tra il segretario IDV Sicilia Fabio Giambrone, vice capogruppo del partito al Senato che si candiderebbe alla presidenza, e lo stesso Fava. Per essere vicepresidente della regione non è infatti necessario avere quei requisiti previsti dalla legge sulla residenza in Sicilia. Il gruppo Favara in Movimento ha organizzato per domenica 30 settembre un banchetto informativo legato alla campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali. I cittadini potranno prendere visione del programma presentato all'ARS lunedì scorso e proporre modifiche e integrazioni attraverso un questionario. Gli attivisti approfitteranno dell'occasione per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto del bene comune. Saranno infatti distribuiti degli astucci ecologici per contenere gomme da masticare e mozziconi di sigaretta che spesso sporcano i nostri spazi pubblici. L'appuntamento è in piazza Don Giustino dalle ore 10 alle ore 18. Gestione dei rifiuti in Sicilia, problemi deficitari alla regione e negli enti pubblici a causa dei continui tagli da parte del governo nazionale, eventi politici di Agrigento e Favara. Si è parlato di questo e di tanto altro nella nuova puntata di Incontri con ospite in studio l'onorevole Angelo La Russa, in onda oggi sulla nostra emittente e consultabile anche online all'indirizzo siciliatv.org. Nuovo appuntamento con la rubrica periodica di Sicilia TV Incontri, ospita in studio l'onorevole Angelo La Russa. Quest'ultimo, alla vigilia della presentazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali del prossimo 28 ottobre, ha voluto lanciare un appello ai professionisti presenti sul territorio affinché gli stessi mettano il loro impegno diretto, candidandosi all'Assemblea regionale siciliana. Per l'ex assessore e deputato regionale, la soluzione al grave deficit economico della Sicilia passa attraverso l'ascesa in campo di persone serie e responsabili, che mettano da parte le ambizioni personali e lavorino nell'interesse collettivo, svolgendo in pieno quindi il reale compito della politica. Ad Incontri l'onorevole La Russa ha anche analizzato l'attuale situazione deficitaria delle casse degli enti pubblici, degli sprechi economici effettuati negli anni dai governi regionali, della questione rifiuti e delle vicende amministrative nei comuni di Agrigento e Favara. La puntata di Incontri con ospite l'onorevole La Russa, già in onda ieri sera, sarà replicata oggi nel corso della nostra programmazione e visionabile anche sul portale web siciliatv.org alla sezione Incontri.
E lo avevamo già annunciato ieri, si è dimesso l'assessore comunale di Favara, Giovanni Alaimo. Pur con tutti i limiti derivanti dal fatto di essere la mia prima esperienza amministrativa, ho cercato di dare il meglio nelle deleghe di competenza. A dirlo è l'ex assessore al comune di Favara Giovanni Alaimo, che ha rassegnato questa mattina le dimissioni da membro della giunta Manganella, rimettendo nelle mani del sindaco le deleghe conferitegli. Ritengo, scrive, non esistano più le condizioni politiche, considerate le mie dimissioni dal PID, per poter esercitare le funzioni a me demandate. Ho cercato di dare il massimo contributo affinché questa maggioranza potesse realizzare il programma presentato e votato ad inizio mandato. Nella sua lettera di licenziamento, Alaimo parla di come ha cercato di andare incontro alle esigenze del cittadino, della sua disponibilità e della sua attività amministrativa, che dice aver condotto con massimo impegno, disinteresse, trasparenza e dedizione. Non mi riconosco più nelle posizioni del partito in cui ho militato per tanti anni, dice Alaimo, ed è giusto pertanto che io non lo rappresenti nella giunta Manganella, di cui sono onorato di aver fatto parte. La lettera si conclude con l'augurio di buon lavoro agli amministratori nell'interesse esclusivo della città di Favara, che merita, conclude, quel futuro che oggi sembra negato. Intanto domani a Palazzo di Città si dovrebbe insediare il nuovo assessore, che prenderà il posto del dimissionario Alaimo. Quasi sicuramente a far parte della giunta Manganella bis in quota PID sarà una donna. Si parla della professoressa Rosetta Monreale. Riunione operativa ieri a Roma per alcuni sindaci della provincia di Agrigento e Palermo. All'incontro con il sottosegretario di Stato alla presidenza Catricalà, di cui promotore è stato l'europarlamentare Salvatore Iacolino, si è parlato dei 22.700 precari siciliani ed è stata avanzata la richiesta di poter proseguire l'attuale rapporto di lavoro. Dopo il 31 dicembre del 2012 cosa accade? Secondo l'interpretazione data dal sottosegretario Catricalà alla presidenza, nel contempo dai funzionari che lo assistevano, sembrerebbe che il termine del 31 dicembre 2012 non sia perentorio e quindi attraverso una corrispondenza concreta della quale ho già parlato con la direzione regionale al lavoro della regione siciliana e con lo stesso Catricalà potremmo arrivare alla conclusione secondo la quale non vi è bisogno di un provvedimento legislativo da parte dello Stato, ma anche se vi fosse questa necessità ho trovato il governo nazionale e i parlamentari che ho incontrato ieri disponibili a sostenere questo provvedimento legislativo, che rimane comunque una subordinata rispetto ad un procedimento amministrativo che verrà avviato nei prossimi giorni, che dovrebbe garantire, fermo restando che il costo rimarrebbe a carico della regione siciliana, una prosecuzione intanto delle attività dei contrattisti e dei ragazzi e lavoratori impiegati in queste attività socialmente utili, per poi arrivare ad un piano reale, cosiddetto un piano industriale, che dovrebbe consentire in tempi ragionevolmente ampi una progressiva, graduale stabilizzazione di questo personale. Tuttavia c'è un problema di fondi, dove trovare questi soldi? E i fondi, che ammontano a circa 300 milioni di euro, fin qui li ha trovati la Regione. Lo ripeto, un governo credibile e autorevole dovrà garantire che questo fondo unico sulla precarietà risulti invariato. Del resto questa regione ha circa 5 miliardi di euro di debiti. Sindaco, a fianco a lei tanti lavoratori del comune di Favara, che notizie ha loro da dare di ritorno da Roma? Ma intanto io sono felice di essere qui questa mattina a portare una buona novella, come si suol dire, perché è stato fugato uno dei dubbi che finora assillava un po' tutti e che di fatto faceva presagire con l'inizio del nuovo anno solare la chiusura del rapporto di lavoro con queste categorie. Si diceva che i comuni dovevano stabilizzare dal 1° gennaio 2013 i dipendenti, diciamo precari. Purtroppo uso il termine precario per capire che non si tratta di lavoratori che hanno un rapporto di lavoro stabile con gli enti locali. E quindi questo, dicevo, faceva presagire il fatto che, non potendo, perché i comuni, le province non sono in grado di farvi fronte sul piano economico, faceva presagire che questi lavoratori dovessero andare a casa. Così non è, perché questa normativa
attualmente in vigore non prevede questa esclusione, prevede invece, poi abbiamo letto, che è possibile andare in deroga senza la necessità di fare altre leggi o di fare altri passaggi. Sull'incontro Salva Precari svoltosi a Roma interviene con una nota il consigliere comunale del PDL di Favara Antonio Fallea. Ringrazio l'onorevole Iacolino, scrive, per aver assunto l'impegno nel portare al vaglio del governo nazionale la problematica situazione del precariato. A Roma, continua Fallea, l'europarlamentare del PDL ha dimostrato che la politica deve assumersi le proprie responsabilità e che quindi, si legge ancora nella nota, deve mettere in atto tutte le forze necessarie per garantire la salvaguardia dei 22.700 posti di lavoro. Gli esiti dell'incontro romano, conclude Fallea, fanno ben sperare sul futuro delle migliaia di famiglie che stanno con il fiato sospeso. Distrutta dalle fiamme l'auto del comandante della Polizia Municipale di Ribera, Antonio Novara. Questo è il secondo episodio nell'arco di un anno ai danni del capo dei Vigili Urbani. A spegnere le fiamme i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento, ad indagare i Carabinieri della locale tenenza. Il consigliere comunale di Agrigento di FLI, Daniele Vita, ha presentato una nota indirizzata all'assessore lavori pubblici, urbanistica ed ecologia e ambiente circa il mancato servizio di pulizia in 2 punti della città, in via Saponara e in vicolo La Dia. Secondo il consigliere, i cittadini, a causa della mancanza del servizio, da diverso tempo sono costretti a spazzare da sé, ognuno per l'area circostante la propria abitazione. Il consigliere Vita invita l'amministrazione a porre rimedio a tale situazione al fine di garantire l'igiene in un quartiere così importante. E cambiamo adesso argomento. La Confraternita Misericordia di Favara attiva un nuovo importante servizio, quello del recapito di farmaci a domicilio. Servizio curato dal volontario Tommaso Ballanza e che è stato possibile realizzare grazie alla donazione di un'autovettura fatta da Adriano Varisano, membro della Confraternita, nonché attuale assessore provinciale. Dal prossimo 15 ottobre la Confraternita Misericordia di Favara attiva un nuovo servizio, quello del recapito di farmaci a domicilio per i cittadini che in difficoltà non possono raggiungere la farmacia. Il servizio gratuito è rivolto a persone ultra 65enni, a famiglie con soggetti portatori di handicap, persone affette da grave infermità permanente, persone che presentano una grave difficoltà anche momentanea di deambulazione, persone che risiedono da sole o con figli di età inferiore ai 3 anni e a tutti i soci sostenitori della confraternita residenti a Favara. Per le persone che non rientrano in queste categorie di fasce deboli e vogliono utilizzare il servizio messo a disposizione dai volontari della confraternita, dovranno pagare un piccolo rimborso spese. Per richiedere il servizio occorre chiamare il giorno prima al numero di telefono 0922 438 201 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Per gli utenti che dovrebbero pagare qualcosa feriale sarebbero 2 euro per ogni prestazione. Se invece il farmaco urgente entro un'ora pagheranno 3 euro. Questo se un farmaco è urgente. Se poi chiamano di sabato e domenica sono 5 euro, festivo. Se invece è di notte abbiamo deciso 10 euro. Allora, le persone devono chiamare intanto un giorno prima, perché se il farmaco serve diciamo l'indomani, un giorno prima chiamano la Misericordia, dalle 10 alle 12, oppure dalle 17 alle 19. Per cui c'è sempre in sede qualcuno che risponde, ci sono gli operatori che rispondono. Dovranno comunicare il nome, cognome e l'indirizzo dove portare il farmaco, quale medico di famiglia, quindi il nome e cognome del medico di famiglia proprio, poi devono chiamare il medico e farsi prescrivere il farmaco, dicendo che l'indomani andrà il volontario a ritirare la ricetta. Quindi l'indomani il volontario si reca dai medici, ritirano tutte le ricette, poi vanno nelle farmacie, prelevano i farmaci, che questi verranno sempre chiusi in busta sigillata con nome e cognome scritto sopra da parte della farmacia e saranno portati a domicilio dei destinatari. Naturalmente si porterà lo scontrino, quindi insieme ai farmaci, e gli utenti dovranno rimborsare quello che nello scontrino, diciamo, i soldi del ticket, quello che c'è da pagare. Funzionerà notte e giorno, quindi H24, per cui anche di notte o di domenica, di giorno, di notte, chiunque ha bisogno, basta chiamare 327
95 46 660. E chi risponde in questo numero? C'è quello reperibile che ha il cellulare sempre, anche di notte alle 2 alle 3 non ha importanza, lui risponde, va a prelevare il farmaco, cerca la farmacia di turno e la porta al destinatario. Il servizio recapito farmaci a domicilio è stato possibile realizzarlo grazie al fattivo contributo di un giovane, membro della stessa confraternita e attuale assessore provinciale. Si tratta del 31enne Adriano Varisano che ha acquistato una Fiat Punto di seconda mano con il suo primo stipendio da assessore e l'ha donata alla Misericordia. Sono sempre presenti appunto nella quotidianità e quindi meritavano di essere premiati. E quindi vedendo la necessità di avere un'automobile a disposizione ho pensato che questa era l'idea migliore appunto per dare un sostegno alla Misericordia che io ho l'onore di far parte e che invito a tutte le persone di Favara di entrare appunto nella grande famiglia della Misericordia e dare un contributo al volontariato per appunto sostenere persone che sono più sfortunate di noi. A benedire l'auto nel pomeriggio di ieri, alla presenza di diversi volontari e responsabili, Don Sergio Sanfilippo, parroco della Chiesa Beata Maria Vergine di Tutte le Grazie. Governatore, un altro servizio si aggiunge alla Confraternita Misericordia. Oltre ai servizi che noi svolgiamo, che sono il servizio di ambulanza e di protezione civile, educazione alimentare, servizi sociali e elettrocardiogramma, c'è pure questo servizio di trasporto farmaci. Devo ringraziare Adriano Varisano che ci ha fatto questo dono di questa macchina in cui possiamo essere ancora più vicini alle persone che hanno bisogno. Un ringraziamento va pure ai volontari e grazie alla loro disponibilità e grazie a loro si farà questo servizio che inizierà il 15 ottobre. Entro fine dell'anno si spera che saranno attivi anche altri servizi. Stiamo lavorando per il servizio di trasporto emodializzati, per le eccedenze, le emergenze sanitarie e lavoro pure in programma di aprire un GAF. Voglio invitare a tutte le persone che si vogliono avvicinarsi al volontariato perché c'è bisogno d'aiuto per sostenere la Misericordia e portare avanti tutti questi servizi. Ringrazio Sicilia TV sempre per la loro disponibilità e l'aiuto che ci danno per portare avanti tutto quello che noi facciamo. E sul gesto fatto dall'assessore Adriano Varisano esprime il suo personale compiacimento l'ingegnere Giuseppe Pitruzzella, ex candidato del MIS alle scorse elezioni amministrative di Favara. Secondo Pitruzzella, Varisano, scollegato dal momento elettorale, non essendo lo stesso candidato, ha dato prova di come la politica andrebbe fatta dando del suo alla collettività. Oltre 150.000 euro sono stati destinati dalla provincia regionale di Agrigento per la manutenzione straordinaria dell'Istituto Tecnico Commerciale Zappa di Naro. La gara d'appalto è stata aggiudicata dalla società cooperativa Sud ARL che ha offerto il maggiore ribasso su un importo a base d'asta di poco più di 208.000 euro. Nei giorni scorsi il gruppo gare della provincia regionale di Agrigento aveva anche aggiudicato un appalto per oltre 1.200.000 euro per la manutenzione delle strade provinciali. Si tratta di risorse di una certa consistenza che vanno ad arricchire il circuito economico del nostro territorio, dice il presidente della provincia Eugenio Dorsi, e che consentono di intervenire nel settore della manutenzione degli edifici scolastici, al quale, nonostante le scarse risorse a disposizione, abbiamo riservato particolare attenzione. Il presidente Dorsi ha inoltre rivolto un plauso particolare al funzionario responsabile dell'ufficio gare Salvatore Izzo e al direttore del settore contratti e gare Bernardo Barone per l'impegno ed i brillanti risultati conseguiti anche nel 2012. 21esimo Fabaria Rally, 83 gli equipaggi ai nastri di partenza, dopodomani sabato è il via. Il 29 e 30 settembre prossimi sulle strade agrigentine tornano a rombare i motori degli equipaggi partecipanti al 21esimo Fabaria Rally, 26esimo Rally dei Templi. La competizione, valida per il Challenger nazionale ottava zona, è organizzata dal Team Pro Racing di Favara. Le iscrizioni al rally sono ufficialmente aperte e tante sono le novità introdotte. Prima fra tutte il luogo di partenza fissato per le ore 19:31 di sabato prossimo al Viale della Vittoria di Agrigento.
dove saranno le prove speciali da percorrere, tra cui anche la classica crocca. Altra novità introdotta dagli organizzatori, la partecipazione alla competizione delle auto storiche. Quest'anno il Fabaria si avvicina un po' a quelle che sono le tradizioni di questa gara, inserendo 2 prove speciali che sono classiche della gara automobilistica agrigentina, che sono la crocca, quindi per antonomasia la prova della città di Favara, e poi ci sarà la prova di monte aperto, anche questa è una prova speciale molto tecnica, molto seguita, che appassiona un po' sia piloti che pubblico, e poi chiaramente c'è la classica di Aragona, che è la prova, diciamo, un po' più impegnativa perché è la più lunga. Quest'anno il rally perde la partenza da Favara, come mai? Ma oggi come oggi devo dire che la società si è trovata di fronte a un bivio, non fare più la manifestazione o trovare soluzioni economiche diverse. Purtroppo l'amministrazione comunale di Favara devo dire che è stata negli ultimi anni un po' latitante. Chiaramente ci sono le difficoltà economiche contingenti, però devo dire che non abbiamo avuto quella spinta per cercare di rimanere a Favara. Questa è una cosa che ci dispiace, però di contro abbiamo inserito questa prova classica di Favara che comunque abbraccia Favara. Sabato mattina al Paracongressi di Agrigento dalle ore 9 alle ore 13 si svolgeranno le operazioni di punzonatura delle vetture iscritte. Tu non potevi mancare al Fabaria alla ricerca del 4° successo personale? Ma il Fabaria è un rally per me che fa parte del mio cuore. Sono cresciuto con papà qui da quando ero bambino, ne ho vinte 3 edizioni, oltretutto quando era campionato italiano trofeo rally asfalto eravamo sempre là a lottare per la vittoria. Siamo qui per fare bene. Sicuramente gli avversari sono forti e vorranno metterci, tra virgolette, bastoni tra le ruote, ma noi vogliamo provarci. Dopo sarà il nostro unico rivale il cronometro, quello che dico sempre, quindi cercheremo di fare il massimo per puntare al risultato che dentro me conosco. Nuovo arrivo in casa Fortitudo Moncada Agrigento. La società annuncia infatti l'innesto di un giocatore nel roster bianco-azzurro. Si tratta di Riccardo Castelli, classe 1988, alto 200 cm, originario della provincia di Cuneo e proviene da Castelpusterlengo. Castelli arriva a pochi giorni dall'infortunio rimediato dall'argentino Albano Chiarastella, che rimarrà fuori dal parquet per almeno altri 20 giorni. Vista l'importanza dell'inizio del campionato e il tipo di torneo che quest'anno la Fortitudo affronterà, il presidente Salvatore Moncada e il direttore sportivo Christian Maier hanno così scelto di chiamare alla corte di coach Franco Ciani il giocatore 24enne. Riccardo Castelli si trova già ad Agrigento e ha preso parte al primo allenamento. Entrare nella storia attraverso la poesia. Su volere del giovane poeta Gero Miceli, sabato prossimo 29 settembre anche Grotte entrerà a far parte della più grande iniziativa poetica mondiale della storia. Si tratta del 100.000 poeti per il cambiamento, manifestazione fondata dal poeta ed editore statunitense Michael Rothenberg all'interno del movimento mondiale della poesia, che dovrebbe ottenere entro il 2014 dall'UNESCO il riconoscimento quale ente mondiale per la pace. Sabato prossimo sono previste ben 800 iniziative in 115 stati. In Italia, oltre che a Grotte, l'iniziativa 100.000 poeti per il cambiamento si svolgerà in altre 12 città, tra le quali Milano, Genova, Salerno, Trieste, Bologna, Venezia e Roma. La manifestazione di Grotte si svolgerà a partire dalle ore 18:30 nei prestigiosi locali del centro polifunzionale San Nicola ed è patrocinato dal Comune e dall'Associazione Nazionale Artisti Poeti e Scrittori. Tra i 15 poeti partecipanti anche i favaresi Salvatore Sciortino e Vincenzo Patti. E prende inizio oggi per concludersi il prossimo 7 ottobre la festa della Madonna del Rosario a Raffadali. Ogni pomeriggio dalle ore 16 ci sarà la possibilità di confessarsi. Alle ore 17:30 la recita del Santo Rosario e novena, a seguire la celebrazione eucaristica e predicazione. Oggi la giornata eucaristica è in onore di San Vincenzo de Paoli.
Alle ore 20:30 Santa Messa in piazza Modena. Domani giornata degli ammalati con visita anche nelle scuole. Domenica 7 ottobre, festa della Madonna del Rosario, è in programma il giro della banda musicale per le vie del paese, diverse celebrazioni eucaristiche durante la giornata e nel pomeriggio alle ore 17 solenne processione del simulacro della Madonna per le vie del paese. A conclusione in piazza Rosario benedizione e giochi pirotecnici. E adesso linea alla regia per il meteo. Salute a tutti e benvenuti all'appuntamento con il meteo per venerdì 28 settembre. Tempo in miglioramento su buona parte del nord e ancora stabile e soleggiato al sud, mentre su parte del centro fino all'alto versante adriatico attendiamo dell'instabilità, temperature in calo al centro-nord. Guardate dalla grafica la variabilità diffusa sulle regioni centrali, ma con tempo che diverrà instabile o perturbato tra la mattina e il primo pomeriggio. Segnaliamo diffusi rovesci o temporali sulla Toscana, su parte dell'Umbria e soprattutto tra la Romagna e le Marche. Qui i fenomeni potrebbero persistere fino a sera, ma probabile instabilità anche sul Friuli Venezia Giulia, soprattutto sull'area meridionale e costiera, mentre sul resto del Veneto e del Trentino Alto Adige attendiamo un po' di nuvolosità variabile. Guardate invece al nord-ovest l'ampio soleggiamento che si estenderà fino all'Emilia occidentale. Anche sul resto del centro, quindi verso il Basso Lazio, l'Abruzzo ed il Molise, attendiamo un po' di variabilità dei cieli, ma con spazi soleggiati che prevarranno sulle nubi, sempre stabile con clima estivo al sud. Ecco le temperature minime, senza grandi variazioni al centro-sud, ancora abbondantemente sopra la media, in calo al nord-ovest anche fin sotto i 15 gradi. Ora osserviamo le massime. Guardate la diminuzione diffusa su tutto il centro-nord, anche sulla Romagna, le Marche e la Toscana, con soli 21-24 gradi. Resta molto caldo dal Lazio verso sud, con 29 gradi a Roma e ancora diffusi picchi fino a 34-35 gradi su Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto, vi ringrazio per l'attenzione. Un saluto da Andrea Falcinelli. Con questo è tutto, grazie come sempre per averci seguito, appuntamento alla prossima edizione del telegiornale, arrivederci.